Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di Storia del Val di Noto. Ciao. Il primo episodio di questa nuova stagione di Salotto. E oggi, sempre per rimanere in tema munnizia, immondizia, andremo a parlare di cosa? Del primo magistrato della munnizia, che tra l'altro abbiamo scoperto insieme a Vincenzo che noi netini siamo stati i primi, uno dei primi popoli ad avere il magistrato della munnizia, sempre perché siamo all'avanguardia, per queste problematiche della munnizia che ancora oggi ci assillano comunque. Esattamente, nel bene e nel male. Perché se è vero che avevamo questa carica, questa magistratura, è perché avevamo il problema, quindi il problema esisteva. Ed è giusto parlarne ora dopo la splendida iniziativa che avete portato avanti, insomma, abbiamo portato avanti. Sì, che c'eravamo tutti nel mezzo, ci siamo divertiti, siamo stati bene. Ci ha fatto sentire bene aver per un giorno contribuito con un numero notevole, cioè di volontari, di ragazzi che avete coinvolto, e questo è merito vostro. E anche il risultato, perché intervenire contemporaneamente in più luoghi con quel numero di quasi 400 sacchi, cioè una montagna. Sacchi che ho contato io ad uno il giorno dopo, alle 7 di mattina. I sacchi non erano quantificabili perché c'era una zona dove erano raccogliuto macchine, cataste di cose incredibili. E se non hai ancora visto il video, tu che stai guardando questo video, vattela a riguardare. Esattamente, quindi rilanciamo quel video. Quel video è sempre così. Buono per fare promo. Sì. E però è anche l'occasione di parlare di questa figura che nella metà del Cinquecento da un documento emerge questo magistrato, Magister Mundizia, è scritto esattamente così, è un documento bellissimo in siciliano, in cui il Senato di Noto chiede di poter, su richiesta del magistrato della spazzatura, raddoppiare la tassa, ovvero la multa, nei confronti degli cittadini trovati a gittare inlistrati multi e bruttizi e mundizi e bruttizi, con grave ignominia di questa città. Che poi sarei interessato a sapere quali erano i rifiuti al tempo. Plastica non ce ne poteva dire. Certo, quindi considera che l'80% sarà stato umido, Umido, scarti di alimentari, pochi tessuti al massimo, pochissima roba, ma evidentemente quanto basta da essere considerate problematici, perché li definisce mundizi e bruttizi, cioè quindi qualcosa che abbrutisce e che rende ignominia di questa città. E quindi c'è spiegato nel documento che questa multa verrà applicata e combinata indistintamente se verranno trovate uomini o donne a buttare spazzatura per strada, e destina persino per cosa saranno utilizzate queste somme, ovvero il raddoppio della multa di 7 tarì e grani da DOT viene raddoppiata e per essere utilizzata per la manutenzione dell'acquedotto di Runidi, quindi ti dà pure lo scopo di questo preciso a quello che serve. Certo, da un lato è interessante perché questo documento, che attesta la presenza di un Magister Mundizia, cioè di una carica, di una magistratura civica che ha l'obiettivo di tenere sotto controllo la spazzatura della città, è una delle prime attestazioni documentari nel pianeta Terra. Cioè, probabilmente esiste qualcosa di simile in alcune iscrizioni più o meno dello stesso periodo della Roma dei Papi, in cui viene che anno parliamo? Credo all'inizio del Cinquecento. Il nostro documento è della metà del Cinquecento, quindi c'è un'unica attestazione, credo, a Roma, in cui anche in quel caso c'è una sanzione, certo, che nei confronti, e quindi c'è una specie di carica civica
che ha questa stessa funzione. Per occuparci dei problemi dell'immondizia non avevamo granché di problemi, allora sto pensando, no? Cioè, Ce n'erano però tanti. Ce n'erano. Ma per pensare all'immondizia, quindi al fatto di mantenere bello il paese, Il decoro della città, perché comunque il tema è il decoro, perché bisogna combattere l'ignominia che arreca la spazzatura nelle vie della città. Abbiamo altri documenti che in occasione di alcune visite importanti viene richiesto di pulire alcuni cumuli di spazzatura da alcuni angoli della città che recano bruttezza sempre e non rendono decoroso il transito di questo corteo con autorità straniere, cioè autorità regge, quindi questo transito non è reso decoroso e quindi viene stanziato una cosa per ripulire tutto il percorso, cosa che capita in occasione di visite importanti, di ripulire o asfaltare, no, il percorso, È vero, verissimo. in occasioni particolari. Quindi ci tenevano a questo e quindi ci dà questa misura, questo senso che il problema non lo abbiamo risolto. No, Cioè non è stato risolto nulla. Che questo problema direi di fare un'altra lettera al nostro ministro delle guarda, questa cosa Bruttizzi. mi ha arrovellato il cervello, questa figura del magistrato di immondizia, nel quale un po' mi sono identificato quando per qualche tempo ho ricoperto la carica di assessore all'ambiente, che in realtà altri non era che il magistro di immondizia, perché era abbiamo un esempio vivente. L'igiene urbana a Monnizza, perché- A Monnizza. a Monnizza. Anche noi l'abbiamo chiamata così. È quello. Noi, oggi vogliamo molto bene all'attuale assessore, carissimo amico, che si è messo a disposizione, però lo chiamiamo all'antica Allora, Magister Bernardo di Immondizia è Urtisso. molto, molto gentile che è venuto alla nostra raccolta, ci ha fatto Insomma, molto perché contenti. poi Sì. dover disporre il movimento di quei camion, dove visto che c'è andare a raccogliere, Sì, non sì, è. Lo fanno quasi, che diventa quasi un favore che ti stanno facendo la ditta, perché sono lavori extra per loro. Comunque il risultato è stato eccezionale e questa cosa mi aveva arrovellato a suo tempo, specialmente perché eravamo di fronte alla scelta di dover introdurre la raccolta differenziata col porta a porta spinto, che nella fase 1, quella che abbiamo gestito dal 2008-10 al 2016 circa, spesso a molti che non hanno contezza della situazione sembrava più efficace. In realtà era una fase un po' più primitiva. Quella di oggi prevede, ma non perché noi siamo, perché semplicemente perché avendo iniziato un po' prima degli altri in Sicilia, ci siamo arrivati un po' prima degli altri alla fase 2, quella con la tracciabilità. E quindi la tracciabilità comporta il problema dei non paganti. E il tema dei non paganti diventa assolutamente centrale nella Anche vicenda. tema politico in questo momento. Esatto, per cui Assolutamente. diciamo che a questo punto noi il nostro dovere di stimolo L'abbiamo fatto. l'abbiamo fatto. Non nessuno- siamo certo la soluzione. Appunto leggevo nei commenti tipo le persone che dicevano sì, ok, bravissimi, ma il problema non cambia. Tante persone hanno detto questo. È Secondo chiaro. me sono dei geni che noi non l'avevamo capito. Cioè, grazie che ce l'avete scritto. Ci avete aiutato, però in realtà il Selvaggio nostro è uno Selvaggio ha stimolo. apprezzato. Selvaggio ha apprezzato comunque la nostra iniziativa. Dice che- Ce ne rallegriamo Anche appunto noi ce ne rallegriamo. Assolutamente. vivamente. Comunque, e quindi però ci siamo divertiti. Sì. Ci siamo divertiti a organizzare, a stare insieme tanti amici e guardarci in faccia chi sono quelli che poi, perché ci sono quelli che poi un dito nell'acqua calda però non glielo metti. Dice, ma quando ne vedremo delle facce che c'è questo stata dito, tanta anche se promozione dietro. C'è stata tanta... consapevolmente sappiamo di non essere la soluzione, però
per tutte le categorie di furbetti, Sì. per tutte le categorie di quelli che gli annoia, poi magari c'è una cosa pazzesca, Sì, ci sono pure annoia. quelli che pagano e non la fanno perché ci annoia. Cioè chi la paga, Vabbè, c'ha chi però poi ci si dia e fare un zaccone alla fine o venerdì, cioè quindi un minimo di queste cose. E sai come li voglio dare uno stimolo a quelli che pagano. Lasciamo perdere quelli che non pagano e quindi smaltiranno, a differenziare con cura, perché ogni volta che noi conferiamo in discarica varie categorie, chiamiamo merceologiche, di rifiuti, che possono essere l'alluminio, la plastica, la carta e cartone, l'indifferenziato, i metalli, eccetera, e gli scarti di ogni attività, cioè legno, eccetera, eccetera, questi vengono pagati in maniera diversa, ovvero se io conferisco una tonnellata di indifferenziato, io pago. Certo. Noi dobbiamo mandare un camion, che paghiamo tutti quelli che pagano, Sì. e dare alla discarica 130 euro, 140 euro a tonnellata. Se io porto una tonnellata di plastica, Ok. me ne danno 20. Cioè, è come, capito la differenza? Cioè, quando noi non differenziamo quella bottiglia di plastica, stiamo buttando i soldi che abbiamo già pagato, perché nell'acquisto della bottiglia Sì. abbiamo già pagato il contributo con AI, quindi stiamo buttando 2 volte il nostro denaro, perché lo Bisognerebbe pagheremo come indifferenziato e buttiamo quei soldi che ci verrebbero restituiti. Bisognerebbe fare un po' Minchia. di cultura e penso... Esatto, quindi differenziare, ci stiamo è come una specie di vuoto a rendere. Noi paghiamo in anticipo lo smaltimento dei prodotti. Se li buttiamo nell'indifferenziato, questi soldi vanno nella spazzatura e in più dobbiamo pagarne il loro peso. Tra l'altro c'era anche una tassa che voleva fare plastic free, mi pare che si chiama, plastic tax. Sì, diciamo che noi prima avevamo già aderito, la nostra città è stata una delle prime che voleva stimolare A tassare maggiormente. a eliminare completamente la produzione di alcune categorie di plastica usa e getta, cioè proprio a farle sparire dal mercato e sostituirle con prodotti derivati dalla soia e altre cose che sono biodegradabili. Ok. Quindi l'idea è quella di farli sparire totalmente dal Ma è mercato, fattibile renderli come illegali. cosa? In realtà la cosa si è allungata. Noi siamo stati uno dei primi comuni qua in Sicilia, poi abbiamo aderito parecchi, in parecchi. È stata una campagna nazionale che doveva stimolare il Parlamento italiano affinché questa norma fosse una direttiva europea. Ora la direttiva è arrivata morbida. Cioè, sì, ora la facciamo. Nel 2022, Ok. mi Capito? pare. E sta cosa, cioè, la facciamo, ma si è un po' tra allentata l'altro- la spinta di eliminare totalmente le plastiche usa e getta. Coltelli, bicchieri, questi qua. Tra l'altro avevo visto pure che Legambiente tipo diceva che non era un'ottima mossa da parte dello Stato, perché andava anche a in realtà solo tassare l'uso della Tassare è un'altra... cioè, era non un'altra... era un fatto di debellare, era un fatto di farla pagare Esatto, di più, paghi ma di tu più. comunque No, la no, produci. infatti ok. assolutamente questo non era l'obiettivo. L'obiettivo è farne sparire dalla produzione, cioè completamente cancellarli Però ci dal vuole tanto mercato. tempo per fare una cosa del genere. Ma guarda, secondo me. in effetti ricordo, onor del vero, quando c'era il ministro, l'onorevole Prestigiacomo, ministro dell'ambiente, Di Siracusa. nel giro di 24 ore fece scomparire i sacchetti di plastica. Tutti i sacchetti che utilizziamo oggi noi sono in materiale biodegradabile. Biodegradabile. Quindi, cioè, alla fine poi non ci è voluto granché, è stata, si dice e si fa, cioè, punto. A volte non è così un processo. Noi siamo stati tra i Certo. primi in Europa a fare sparire i sacchetti di plastica Quella è stata una cosa definitivamente dal mercato. ottima.
E quindi con questo concludiamo, con queste ultime riflessioni su politiche odierne, su come si comporta. Siamo passati dalla storia, dall'inizio, dal fatto che noi siamo stati uno dei primi magister Munnizza. Il magister Munnizza era per contestualizzare Con il presente. l'ultimo magister Munnizza. Uno tra gli ultimi. Il penultimo, no, anche il penultimo. beh, ce ne sono stati tanti, però è stato per me comunque un onore esserlo, ecco, quindi discendente di esatto. quella carica antica. Assolutamente, quindi noi vediamo un grandissimo abbraccio e ci vediamo prossimo episodio. Prossima puntata. Prossima puntata, domenica 14. Ciao. Ciao ciao ciao. Tutti.